Ad Agrigento l'affidamento dei lavori per l'ultimazione del Palasport La Malfa, i parcheggi blu ricavati al Viale delle Dune e poi il Museo Civico. Ascoltiamo in proposito il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, al microfono di Irene Milisenda. La palestra distrettuale fece ridere l'Italia, ce lo ricordiamo, con tante trasmissioni, cioè si realizza una cosa con un vizio costruttivo, una palestra con un vizio costruttivo a cui non si era posto rimedio. Sembrava tutto morto, è lì quella palestra a fare brutta mostra di sé da tanti anni. Ne sentivo parlare da tanto tempo. Ieri sono stati consegnati i lavori per l'avvio, cioè in un tempo che è corto, parliamoci chiaro, perché a chiacchiere siamo tutti forti, a realizzare le cose vedo un po' meno. In 2 anni è stato ottenuto il finanziamento, in tempi record è stato riprogrammato l'intervento progettuale superando il vizio costruttivo e ieri abbiamo consegnato i lavori. In 120 giorni dovrebbe essere consegnata, stando al contratto, deve essere consegnata alla città. È un altro buon segno. Il Museo Civico, ci sono i soldi, il progetto c'è, non c'era progetto, non esisteva il progetto. Il Museo Civico ha visto avviare la gara, oltre 150 ditte stanno partecipando a questa gara, abbiamo fatto quel progetto con l'Università di Palermo e quindi ringrazio la cattedra del professor Guerrera e gli studenti che ci hanno lavorato. Daremo alla piazza centrale della città, alla piazza municipale, un altro polo d'offerta turistica che è il Museo Civico, riconvertendo il ruolo dell'ex collegio dei Filippini. Le strisce blu a pagamento, qualcuno ha già fatto polemica? Tutte le cose che si fanno creano polemica, invece noi dobbiamo avviarci in un percorso che è un percorso di civiltà che ci metta in linea, non facendo cose straordinarie, ma ci metta in linea con le altre città europee. Agrigento è una città che deve avere una grande ambizione, che ha grandissime possibilità, molto superiori a tantissime città italiane, e però noi li abbiamo, siccome ci siamo detti sempre, ma noi siamo siciliani, che c'entra, noi siamo un'altra cosa, cioè noi eravamo una cosa peggiore, no, dobbiamo stare al passo con gli altri. Le strisce blu in un'area di balneare sono in tutte le parti civili del mondo e Agrigento non le ha avute. È bene che chi arrivi ad Agrigento lascia nelle casse municipali €1 per il parcheggio, così come accade in tutte le parti del mondo. Noi non siamo diversi dagli altri.